I 9.000 precari siciliani della sanità potranno restare in servizio fino a fine anno. La Regione alla fine ha deciso di prorogare tutti i contratti legati all'emergenza Covid al 31 dicembre 2022. Sarebbero scaduti tra una settimana. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha inviato una direttiva alle aziende sanitarie e alle organizzazioni sindacali, illustrando i passaggi per le stabilizzazioni. Anche se, stando alle stime dei sindacati regionali di categoria, solo 2.000 sanitari hanno i requisiti per essere assunti subito, gli altri devono ancora maturare 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Restano in bilico gli amministrativi che rientrano nel calderone dei 7.000 precari ancora senza certezze. Per il personale amministrativo, infatti, al momento la stabilizzazione è una chimera, visto che non sono passati attraverso alcun concorso e sono stati contrattualizzati a seguito del Click Day.